Sindaco, presentata la stagione 2019, tante novità per conoscere e vivere immersi nella natura particolare di quest'area del Friuli. Sì, certamente abbiamo presentato oggi in conferenza stampa in Regione la presenza anche dell'assessore regionale Zanier, diciamo, il calendario degli eventi più importanti che interesseranno la riserva, ma di fatto la riserva non si spegne mai, non si chiude mai, perché comunque nella riserva naturale del lago di Cornino c'è comunque attività tutto l'anno, ci sono scolaresche e gruppi di persone che visitano durante tutto l'anno questa nostra realtà, assieme anche a un lavoro continuativo anche dal punto di vista scientifico, e quindi la riserva è sempre più meta anche di quei gruppi di esperti e studiosi che scelgono la riserva come sede per poter fare incontri, corsi, workshop e una serie di attività che servono appunto per lo sviluppo anche del progetto della reintroduzione delle specie. Ecco, ha sottolineato una cosa importante perché sarà insomma un 2019 ulteriore immersi proprio perché c'è questa novità quest'anno, no? Il fatto che per la prima volta dopo l'apertura ufficiale arriverà anche il treno storico. Esattamente, noi abbiamo la fortuna, ecco, di essere in un territorio che ci ha dato la possibilità di sviluppare progettualità importanti come quella della riserva naturale del lago del Cornino, oltre ad altre con vocazione naturalistica, e assieme a questo si intreccia con un altro progetto importante sulla quale la Regione sta credendo, che è quella della riapertura della tratta ferroviaria Gemona-Sacile e degli appuntamenti del calendario importante che sono legati a questa tratta. Un appuntamento importante sarà proprio quello del 9 giugno, dove il treno Natura arriverà da Treviso e si fermerà a Cornino e porterà centinaia di turisti sul nostro territorio per poter visitare appunto la riserva naturale, e non solo, tutto il contesto del tagliamento, dei laghetti Pacar e di quelle aree che comunque abitualmente attraggono numerosi turisti che si muovono sia a piedi che in bici e adesso anche in treno.